Buon pomeriggio, buon fine settimana, benvenuti, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, il nostro approfondimento. Oggi 3 temi caratterizzeranno questa puntata. Il primo è ovviamente il maltempo, dopo tutto quello che è successo questa settimana. Soprattutto danni, alluvioni, catastrofi per alcune zone della zona ionica catanese, quindi racconteremo e cercheremo di spiegare, quindi andremo oltre la cronaca, cercheremo di spiegare cosa sta succedendo sui nostri territori, in questo caso specifico proprio tra Giarre e Riposto. Racconteremo ovviamente, faremo un seguito di quello che è successo la scorsa settimana qui è venuto Carlo Auteri, quindi la vicenda Auteri-Lavardera, oggi ci sarà Ismaele Lavardera, deputato regionale del gruppo misto, colui che ha subito le minacce da Auteri, ma cercheremo anche di capire cosa sta accadendo dal punto di vista dei contributi e dell'Arso, questi contributi a pioggia alle associazioni dello spettacolo. E poi abbiamo il piacere di avere qui Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto del Tribunale di Catania, oggi in veste di scrittore per presentare il suo nuovo romanzo, il primo romanzo. Poi lo chiederemo a lui, insomma, anche la cronologia di tutti i suoi libri, perché è uno scrittore anche abbastanza seguito. Sarà anche un'occasione per parlare anche di questo mondo che sta attorno alla giustizia. Però, come sempre, l'anteprima noi la settimana la raccontiamo con il nostro Totò Calì, che saluto. Ciao Totò. Buongiorno a tutti. Sempre Buongiorno. Più elegante, e questo mi fa piacere, devo dire, questo mi fa piacere. Ciao Totò. Allora, gli ospiti ti stanno ascoltando, Ciao. sono qui, quindi insomma vedranno le tue vignette, li sveleremo ovviamente dopo, alla fine dell'anteprima. Quindi la settimana, raccontiamo la settimana di Totò. Non c'è molto da ridere, così. Con queste vignette, però facciamole vedere. Questo insomma, Allora, questo è terribile, mettiamo anche in studio, lo dico alla regia, così le vedono anche i nostri ospiti. La Pimpa, che è il noto fumetto del Radio Corriere, insomma, diventa la Timpa perché la Timpa è crollata, insomma, il fango. Come luoghi famosi e favolosi, se non curati, possono diventare incubi. Aspetta, perché già è passata all'altra vignetta. Già c'è l'altra vignetta. Siamo arrivati. Già c'è l'altra vignetta. Possiamo andare oltre, perché l'altra riguarda sempre il maltempo. No, aspetta, le ho perse un attimino. C'era quella del maltempo, questa è la Timpa che diventa la Timpa, poi c'era l'altra. C'era qualcuno che faceva il gesto dell'ombrello catanese, niente allerta media, ci sono state le polemiche col sindaco, scuole chiuse, scuole aperte, insomma, e lui dice io magari così, già che io mio calio significa marino la scuola, così insomma evito Catania è casa, questo è scappare nel maltempo, come il claim della famosa pubblicità del comune. Prossima vignetta. Esatto. Ancora maltempo, e questa sempre sul maltempo, dice fin quando metteremo il fango nei palazzi ce lo ritroveremo per strada. Questa proprio la tocca pienissimo il nostro Totò con questa vignetta. Ancora un'altra. Per dire che la gestione è importante. Il maltempo però ti ha ispirato tutta la settimana. Al tempo in Sicilia, urlando il pupo che si tiene. Urlando furioso, la tempesta è furiosa. E poi torniamo sul problema dell'America, insomma. L'America. Adesso il piatto forte. Trump che ha detto che risolverà tutto, scoppierà la pace, e adesso il piatto forte qui a cena con Putin. Palle di Zelensky in agrodolce e Putin dice pace sia. E pace sia, quindi il 20% dell'Ucraina alla Russia. E l'ultimo invece riguarda Elon Musk con le sue intromissioni rispetto alla magistratura. Ed ecco qua appunto. Cos'è? Una matita, no? Una testa di matita. Tesla di razzo. Testa di razzo, sembrava la punta di una matita. E Trump, insomma, la bandiera americana, la Tesla, insomma, anche qui ci sono state queste settimane in effetti tante ingerenze, anche in Italia, di Elon Musk, quindi insomma è stato chiacchierato anche questa settimana. Abbiamo finito? Va bene, per oggi io ho concluso. A voi la linea studio. Grazie Totò. Allora ci vediamo la prossima settimana. Grazie per le vignette. Ovviamente Totò fa sempre sorridere, le sue vignette sarcastiche. Sigla e poi in studio Sebastiano Ardita e il suo nuovo libro Il coraggio del mondo.
Bentrovati, cominciamo la nostra trasmissione di oggi con Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto al Tribunale di Catania. Benvenuto procuratore Ardita, in veste di scrittore però, non in veste di procuratore. Si spoglia un attimo dei panni dell'uomo di giustizia per raccontarci questo, eccolo qua, il nuovo libro di Sebastiano Ardita, il settimo Ardita, no? Se non sbaglio. Sì. Questo è dov'è? Lo vorrei vedere con... Eccolo qua. Sì, sì, il settimo libro. Il sì. primo romanzo però. Sì, anche se dicono che scrivo romanzi anche quando faccio saggi, però questa volta l'ho fatto giusto. Eccolo qua, vediamo la copertina, Il coraggio del male, edito da Bonfirraro, il primo romanzo di Sebastiano Ardita, che è curioso, no? Perché insomma è un romanzo però diciamo che racconta, diciamo, cammina su una realtà che è l'Italia degli anni '80. Con tre personaggi, una donna e due uomini. Ardita, che romanzo è questo? Ma chiaramente poi la trama sarà di chi lo avrà letto, ma c'è un dato di fondo: questi personaggi sono stati collocati in un momento storico molto particolare, che è il momento delle grandi lotte, del terrorismo, le lotte sociali, perché caratterizzano in qualche modo i comportamenti degli individui. Per una volta tanto, attraverso un racconto, ho voluto esternare quelli che sono alcuni principi generali che riguardano l'impegno delle persone, nelle società, nelle istituzioni, ma li ho voluti caratterizzare dal punto di vista personale, cioè con un'analisi delle figure dal punto di vista psicologico, cosa passa nella testa di una persona che vuole contestare una situazione nella quale trova delle ingiustizie, uno Stato che ritiene essere tale da privare le persone della libertà di espressione, in questo caso la protagonista femminile, ma poi si spinge fino ai limiti del terrorismo, dell'eversione. È un tema che può essere anche per certi versi anche di attualità, ecco, anche se oggi per fortuna non viviamo il precipitare degli eventi come avvenne negli anni '80. E poi dall'altra parte l'uomo dello Stato che ha un suo bagaglio di valori, di cultura, e in una storia d'amore impossibile, fatta di tradimenti, di rincorse, di atti compiuti con impeto, ma dei quali poi ci si pente con altrettanta virulenza. C'è un inseguirsi di figure che riecheggiano un movimento storico, un movimento tipico dell'animo umano, che è quello appunto della coscienza, la coscienza che ci porta a volte verso il bene, a volte verso il male, quando crediamo di fare il bene, perché il confine netto fra queste due realtà in realtà non esiste. Questo è quello che ho cercato di spiegare in un racconto che comunque ha anche una sua trama, ma soprattutto ha una caratterizzazione psicologica. Quello che conta è capire cosa fa scattare nelle persone le scelte. Il male che seduce in qualche modo sempre, no? Il male che ha sempre sedotto. Sempre sedotto, perché il male tutte le epoche. Certo, perché il male è anche rottura di un equilibrio di normalità. La normalità è nel bene. Chi vive una situazione di disagio crede a volte che il male possa essere una rottura di questa normalità, ma poi ecco, è la coscienza a fare il tutto, ma a volte è proprio l'esperienza stessa della vita. Noi facciamo delle scelte sia nel bene che nel male, che sono il frutto del portato della nostra esperienza. Siamo segnati psicologicamente da eventi che ci capitano, a volte ricordiamo fatti dell'infanzia oppure esperienze negative. A noi sembra che siano ricordi così casuali, ma in realtà non lo sono. Quei ricordi, molte volte, che nel libro ho cercato di descrivere come flashback dei protagonisti, rappresentano l'input, l'innesco delle loro azioni. Tutto quello che si fa è frutto comunque di una coscienza, e la coscienza è la base di tutto. Se non comprendiamo questo, difficilmente potremo comprendere la vita stessa e anche dare giudizi sugli altri, che è sempre molto semplice, no, nella vita. Senta Ardita, rispetto alla saggistica, diciamo, che poi come dire, racconta eventi reali, il romanzo è frutto di un racconto spesso o in buona parte di fantasia, quindi anche lei, insomma, in qualche modo, diciamo, riprendendo le sue parole, è stato segnato probabilmente in passato da scelte o anche da questa ambivalenza tra bene e male. È stato mai in dubbio tra... Diciamo... Ma ci mancherebbe altro. È ovvio che per averlo scritto, per essermi posto il problema, devo averla passata questa esperienza, altrimenti sarebbe impensabile mettersi a raccontare di altri senza aver avuto se stessi come punto di riferimento. Allora, il rapporto, la strada che ci porta verso il bene non è una strada soggettiva, perché l'etica non è soggettiva. Però ciascun individuo sa quanto è distante il suo essere dal suo dover essere, quanto sono distanti i propri doveri dal proprio comportamento individuale. È chiaro che il male molte volte è una scorciatoia. Chi subisce una violenza di qualunque genere, un torto di qualunque genere, anche nella vita professionale,
può essere portato istintivamente a reagire col male, ma questo lo porta fuori dal binario della realtà, o meglio, lo porta fuori dal binario della legalità, nel senso sostanziale. Se io faccio il magistrato e subisco un torto, è meglio che lo subisca il torto piuttosto che lo faccia ad altri. E questa dovrebbe essere l'etica un po' individuale che ci caratterizza. È chiaro che ogni persona sa come rispondere a quello che accade. Io credo che l'esperienza del male sia importante. Su se stessi è importante, come è importante constatarlo sugli altri. Vivere cercando di rendere gli altri immuni dal male è un obiettivo importante della vita. Ci sono professioni nelle quali purtroppo si crede di essere più capaci degli altri quando ci si erge a censori degli altri, ma non è così. La giustizia è un mondo nel quale, se vogliamo essere incisivi e vogliamo essere soprattutto utili agli altri, dobbiamo dimostrare che il bene è l'obiettivo fondamentale e rinunciare anche a noi stessi certe volte, al nostro orgoglio certe volte, alla nostra carriera certe volte, se il bene sta dall'altra parte. Ecco, io penso che questo percorso ci caratterizzi tutti in qualunque professione, in qualunque attività, tutti quelli che sono capaci di fare qualcosa che realmente serve alla società. I personaggi sono messi negli anni '80, ma potremmo portarli anche nel 2020, è normale che sia così. Dobbiamo fare in modo che le loro caratterizzazioni possano vivere anche nelle scelte, negli esempi e nella vita di tutti i giorni. Io lo trovo molto attuale in base a tutto quello che sta succedendo in giro, fuori da questo studio. Antonio, poi il procuratore Ardita, come dire, è uno che pesa le parole e quindi diciamo anche in questo racconto, in questo romanzo, insomma, davvero c'è una cosa ci molto sono tanti interessante che è sicuramente il rapporto tra legge e ribellione, soprattutto scritto da un magistrato che si è occupato di importanti fatti processual penalistici e soprattutto di importanti indagini, in un sistema in cui invece prevale la tipizzazione dei reati. C'è in questo libro, anche a livello embrionale o di pensiero, un pensiero su come potrebbe cambiare il sistema giustizia? Allora, il sistema giustizia è un sistema molto complesso perché è filtrato ovviamente dagli uomini, i quali vorrebbero raggiungere un obiettivo e lo fanno attraverso norme, attraverso procedure, attraverso regole, ma poi sono sempre uomini. In questo libro c'è un'indicazione di massima di quello che porta le persone a stare dalla parte del bene e quindi in fondo della giustizia, che è il bene. E cos'è questo? È la certezza che di fronte alla possibilità che qualcuno diverso da noi subisca un danno ingiusto, noi mettiamo davanti la nostra personalità, la nostra persona, addirittura la nostra persona fisica a un certo punto nel racconto avviene, pur di impedire questo male che arriva ad altri. Ecco, questa è l'unica regola che esiste. I sistemi di giustizia sono sistemi teoricamente perfetti, ma che diventano imperfetti perché gli uomini li governano a modo proprio. Nel nostro sistema in questo momento è in discussione l'indipendenza della magistratura, è in discussione l'autonomia dei magistrati, è in discussione il potere della politica di svolgere determinate attività nella realtà della politica estera o di altro, ma sono tutte cose che se noi le sbricioliamo e le semplifichiamo si risolverebbero se ciascuno pensasse a un obiettivo di interesse comune. Purtroppo noi siamo abituati a vivere una società nella quale ognuno massimizza il proprio ruolo e quindi, per carità, il magistrato vuole avere più poteri possibili per svolgere le proprie attività in modo efficiente ed è giusto che sia così, la politica vorrebbe avere più poteri possibili per svolgere le sue finalità di bene pubblico e potrebbe essere giusto che è così, ma un punto di incontro reale e concreto non si trova perché molte volte ci si dimentica appunto che c'è una funzione diversa che riguarda la collettività, di cui spesso ci dimentichiamo. Guardiamo ai sistemi pensando a noi stessi, al nostro ruolo, ma non pensiamo al bene della collettività. Troppo individualismo probabilmente, anche ovunque. Ma diciamo che io guardo sempre alla buona fede delle persone, magari uno pensa che esasperando il proprio ruolo si possa ottenere un risultato, pensa di essere più preparato degli altri o più attento degli altri a risolvere i problemi, però purtroppo il dato è questo, cioè nella realtà della vita personale come di quella istituzionale esiste una dimensione molto semplice, quando io non faccio più gli interessi degli altri, gli interessi della collettività, sto facendo qualcosa che non va bene. Ardita, diciamo, ho sentito le parole di Elon Musk, per esempio, l'ha citato il nostro Totò Calì prima con una vignetta, ha parlato, cioè, ha interferito, no, nel nostro sistema, ha parlato di voi magistrati, di voi diciamo, uomini di giustizia come autocrazia non eletta, cioè vi ha caratterizzato con 3 parole che sono poi quelle che girano sui social, che sono quelle che poi creano e alimentano polemiche, dibattiti e accendono la politica e l'opinione pubblica. Guardi, io per dare un giudizio dovrei capire, tornando al discorso di poc'anzi, no? Dove tutto diventa relativo, e che conoscenza ha questa persona del sistema costituzionale italiano, per esempio, le regole che esistono nel nostro paese.
E quindi soltanto se avessi cognizione del fatto che lui conosce bene come funziona il sistema di giustizia potrei dare un giudizio su un giudizio a propria volta espresso. Quindi lei comprende quanto sia davvero banale questo dibattito che si svolge sui tweet mandati dall'altra parte del mondo da una persona che non conosce un sistema di regole che esiste in un altro paese. Però io credo, insomma, che in questo momento, forse solo nella prima epoca Berlusconi sia stato così acceso il dibattito politica e magistratura, proprio in questo momento. Cosa ne pensa lei? È un discorso che ci porterebbe molto lontano. È facile. In maniera molto semplice, sì, diciamo per i in nostri maniera molto telespettatori. semplice, è semplice. Ci sono due entità diverse, che sono la politica che esprime i governi che riguardano la collettività nel suo complesso. Poi c'è la magistratura, che è una cosa diversa dai magistrati. I magistrati singoli che operano svolgendo la propria attività e vorrebbero svolgere solo quella nel modo più corretto possibile, e poi c'è la magistratura, cioè l'espressione di autogoverno, che è un po' una sorta di politica che esprime un altro potere che, se interviene nel caso concreto, determina un certo squilibrio, comunque un equilibrio di tipo diverso, quindi può incidere anche nelle dinamiche politiche. Ecco, questi due poteri che rappresentano il potere della politica, che rappresenta i governi, che è espressa nei governi, e il potere dell'autogoverno, che è espressa nelle correnti della magistratura, hanno i loro torti, hanno le loro colpe. Quindi semplificare tutto questo è molto difficile per i cittadini. Posso solo dire che i magistrati singoli, cioè coloro i quali operano, i 9.000 operatori della giustizia, molte volte sono fuori da qualunque dinamica e subiscono questo intervento a corrente alternata dei poteri interni all'autogoverno, a gamba tesa dei governi nella loro attività. È una realtà molto complessa e questa complessità ha fatto sì che queste realtà continuassero purtroppo a svolgersi in modo deteriore. Io lo dico per i nostri telespettatori, il procuratore Arditi è stato a capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quindi conosce bene il sistema amministrazione penitenziaria, è stato togato al CSM, quindi conosce anche il sistema del Consiglio Superiore della Magistratura, che sono due temi, diciamo, che in questo momento sono davvero al centro del dibattito. Antonio, prego. Le correnti all'interno della magistratura sono un elemento di criticità o un elemento o un punto di forza? Sono state un punto di forza, perché negli anni 50, per esempio, negli anni 60, quando ancora non c'era il Consiglio Superiore, negli anni 50, nei primi anni dell'autogoverno, quando era difficile rimettere mano a uno Stato di diritto in cui la giustizia avesse anche il compito di difendere i più deboli, le correnti hanno avuto un compito importante, hanno fatto sì che il potere non diventasse un luogo nel quale tutti partecipavano, anche i magistrati, i quali si adeguavano ovviamente alle indicazioni che arrivavano dagli esecutivi. Quindi negli anni hanno fatto una battaglia molto importante e molto rilevante, hanno creato le condizioni perché i magistrati avessero un ruolo effettivamente indipendente come la Costituzione ha descritto. Quando questo potere interno si è fortificato, è diventato capace di incidere anche su altri poteri, ovviamente tutto questo è cambiato, perché ci si è persi nella determinazione degli obiettivi da raggiungere ed è diventato l'unica ragione per esistere quella di riprodursi come gruppi divisi per aree dentro la magistratura, riprodursi, e per riprodursi occorreva ovviamente svolgere un'attività di clientelismo da un lato, di difesa degli amici, di offesa per i nemici o gli avversari, e dunque un meccanismo che replica gli stessi difetti della politica, perché noi in fondo di cosa parliamo? Giustizia e politica sono fatte da uomini, gli uomini crescono nella società, non è che una società può creare degli ottimi magistrati e dei pessimi politici, è normale che ogni categoria poi ha un suo modo di essere. I magistrati, in quanto vincitori di un concorso difficile, selezionati e abituati nelle aule di giustizia a rispettare le regole, sono come individui più attenti alle regole. I magistrati svolgono le funzioni. Il loro autogoverno è espressione di una realtà politica, nella quale purtroppo vigono a volte le stesse regole che vigono nella politica, perché sono attratti, come i quali devono svolgere un ruolo, dagli stessi obiettivi, che sono obiettivi di rappresentanza di altri. Quindi questo è il punto. È difficilissimo da spiegare ai cittadini, ma è una realtà. In mezzo ci stanno i magistrati, come in mezzo ci stanno i cittadini, quando i governi non funzionano o non rappresentano bene gli interessi di base. Qual è la soluzione? Ce ne sono poche. Ognuno ha la sua, immagino. Sì, ma io ho pensato che il sorteggio potesse essere una soluzione, per esempio, nel passato. Poi devo dire che la verità, mi rendo conto che anche questo ha i suoi limiti, ma potrebbe essere una soluzione. La soluzione non è la separazione delle carriere, non è. Perché no? Questo è quello perché che dice il Ministro in questo momento. No, ma la separazione delle carriere, allora, se il problema è il fatto che c'è una dimensione nella quale
si ritiene che non c'è un rapporto sufficientemente di vita istituzionale normale dentro i pubblici ministeri rispetto alle altre realtà istituzionali, ecco, se il problema sono i pubblici ministeri, se tu li separi dai giudici puoi solo peggiorare le cose, perché diventeranno ancora più espressione di una realtà investigativa pura, lontano dalla cultura del diritto e della giurisdizione. È un'operazione pericolosa questa, è più pericolosa della sottoposizione all'esecutivo, è peggio un pubblico ministero che sia totalmente autoreferente rispetto a uno che sia espressione di un controllo politico, perché nel controllo politico c'è il dibattito parlamentare, c'è un controllo esterno, sanno i cittadini di chi è la responsabilità. Se invece c'è un potere interno che li governa, che è irraggiungibile, che ha la copertura della Costituzione, diventa difficile comprendere quali sono le logiche di questo potere. Quindi io sono contrario assolutamente alla separazione delle carriere, preferisco una carriera unica nella quale i giudici svolgono anche una funzione in qualche misura di contemperamento, di partecipazione anche ai pubblici ministeri della realtà piena della giurisdizione. Senta, a dire, poi ci sono problemi che poggiano sulla realtà dei cittadini, no? Giustizia lenta, processi molto spesso troppo lunghi, molti vanno in prescrizione e il problema delle carceri. Io torno al libro, se no poi le dico Ardita è andato là a parlare di politica, torniamo al libro. Uno dei protagonisti è un agente di custodia, certo. Anche il problema delle carceri ovviamente è un problema serio che questo Paese prima o poi dovrà affrontare. Il vero problema della prevalenza delle ragioni dei magistrati su quella dei politici sta nel fatto che gli errori purtroppo partono al 90% dalla politica. Quindi se i processi non funzionano, diciamolo molto chiaramente, è la colpa di chi non ha avuto mai una visione di insieme rispetto a queste realtà e si è preoccupato di guardare agli effetti di singoli processi dimenticando gli effetti complessivi della giustizia. Abbiamo assistito a leggi fatte per garantire un lodo anziché un altro, per tenere fuori dalla responsabilità un politico anziché un altro. Abbiamo assistito a leggi che sono servite a impedire la comunicazione di importanti attività processuali, oppure le intercettazioni telefoniche per timore che una classe dirigente potesse uscire male dalle intercettazioni telefoniche. Insomma, ci si è dimenticati, esistono una dimensione infinita, di interessi della collettività che sono collegati al processo. I processi sono diventati lunghi perché si sono infarciti di fasi assolutamente inutili. La politica non ha saputo dare un'impostazione concreta, coerente e complessiva al processo. Questo è il problema. Oggi sembra che le intercettazioni siano il male assoluto, che rallenta tutto, che rallenta le indagini, che non tutela gli indagati. Il male assoluto è tutto quello che riguarda la classe dirigente della società. Tutto il resto non interessa. Quindi in questo momento, se lei guarda con attenzione a quello che accade, si accorgerà che l'emergenza sarebbero, ed è un'emergenza e c'è senz'altro una ragione per intervenire, le questioni che riguardano gli accessi abusivi alle banche dati, questioni che riguardano gente che ha interesse a non far conoscere la propria realtà finanziaria, personale, persone esposte, quindi no, la classe dirigente. Mentre invece del fatto che nelle carceri, per esempio, ci sia un controllo della mafia, non interessa a nessuno. Del fatto che ci sono, dopo 3 tornate di arresti e di condanne, mafiosi incalliti che sono in libertà, non interessa a nessuno. Del fatto che gli stragisti stiano tornando in libertà in massa, non interessa a nessuno. Questo è il problema. Perché, Ardita? Perché purtroppo ciò che riguarda la collettività, torniamo al discorso di poc'anzi, il bene pubblico, è passato in secondo piano. C'è un bisogno che è quello di riprodursi. Le strutture di potere di una società cercano di riprodurre se stesse per ragioni di potere e non curare gli interessi dei cittadini. Questa è la tragedia della nostra società, purtroppo, in questo momento. C'è il rischio che se la magistratura, parliamo a livello generico, rispecchia i problemi della politica, c'è il rischio che al suo interno non prevalga il merito nelle scelte e nelle nomine? No, questo è evidente, questo è più che un rischio, cioè questo è un danno che abbiamo subito noi, basta vedere quello che è successo nei vari scandali che hanno riguardato il Consiglio Superiore della Magistratura, non soltanto Palamara, ma tutto quello che c'era dietro, ovviamente, per rendersi conto di questo. E certo, perché se io mi devo autoriprodurre, sia che mi trovi nel Parlamento, sia che mi trovi nel CSM, se c'è un gruppo che si deve autoriprodurre, deve garantire che le persone che vanno a votare siano attratte da questa possibilità, quindi deve fare delle cose che vadano nella direzione dell'interesse di queste persone, dei votanti, degli elettori, quindi clientelismo. Il bene pubblico è un'altra cosa. Il bene pubblico significa che quando svolgo un ruolo istituzionale mi interessa solo quello che va nell'interesse dei cittadini, però purtroppo ovviamente questo non è un rischio ma è un danno che abbiamo subito.
Allora, Dita, siamo quasi in chiusura del nostro, diciamo, della nostra chiacchierata, insomma ritorniamo al libro. Mi ha colpito anche che ci sono delle strofe musicali, no? Anche in questo libro. Cos'è la sua passione? Ma lì c'è un momento storico nel quale c'era un gruppo che andava fortissimo, che erano i Dire Straits, e quindi ovviamente quelle canzoni di quegli anni hanno un po' caratterizzato quell'epoca, un'epoca nella quale c'era anche chi faceva della musica sana, lontana da quello che poteva essere la suggestione dello sballo, della droga, insomma, e guardava anche ai contenuti, anche alla buona musica. Faccio un piccolo inciso: oggi con la musica si veicolano anche messaggi criminali, è sempre più diciamo, esposta quest'arte a questo passaggio di messaggi criminali. Abbiamo visti tanti diciamo, che echeggiavano anche diciamo, cultura mafiosa, ma anche personaggi della mafia. Quali sono gli anticorpi? Cosa suggerirebbe? Diciamo, noi siamo di un'altra epoca, ascoltavamo diciamo, una certa musica indipendente, rock eccetera. Oggi insomma i giovani che ascoltano questa musica, cosa suggerirebbe ai giovani, magari ai genitori? Ma io non penso che si possa suggerire cosa ascoltare, cosa leggere, in cosa credere, perché spiegarli però sì. Sì, spiegarlo sì, ma ci porterebbe molto lontano questo discorso, perché la musica comunque è arte, e l'arte cerca di polarizzare l'attenzione su qualcosa, su quello che viene ritenuto il bello, comunque ciò che è di interesse. Dovremmo cercare di realizzare nella società qualcosa che porti l'interesse su circostanze, su dati positivi, su contenuti positivi, ma è difficile criminalizzare anche chi fa della musica uno strumento negativo, perché c'è un mercato, e quel mercato affonda le sue radici in una società nella quale quei valori, quegli pseudovalori esistono purtroppo. Senti, chiusura, il ruolo del Presidente della Repubblica, che è il capo del CSM, diciamo, sempre più eletto a dire delle cose quando neanche lui vorrebbe dirle, no? Cioè intervenire nel dibattito pubblico, insomma, quasi forzatamente in alcuni casi, perché vede delle storture oggettivamente di questa società che insomma, non si possono tollerare. Ieri ha parlato agli studenti, insomma, ha detto tante cose, anche questa storia, no? Diciamo, promulgato le leggi anche se sbagliate, proprio riportando tutto al Parlamento, le leggi al Parlamento, insomma, abbassando i toni e riportando nella dimensione diciamo, che la nostra Costituzione prevede tutti i ruoli. È il ruolo più difficile e più affascinante che possa esistere, quello del Presidente della Repubblica, che va svolto con quella grande saggezza, intelligenza, capacità di mediazione, con grande cultura delle istituzioni, cioè pensare che quello che si fa deve andare sempre e comunque nella direzione del bene pubblico. Quindi il Presidente Mattarella in questo è stato veramente un maestro, ha spiegato a tutti come ci si spoglia del proprio ruolo quando ci si rende conto che quel ruolo ci porterebbe a delle esasperazioni, e si collabora tutti insieme verso l'obiettivo principale, che è fare funzionare la Repubblica, gli organi costituzionali della nostra Repubblica. Antonio, Sistema Catania, in chiusura. Lei è stato oggetto di tanti libri. Un libro, cosa sta succedendo in questa città? Ma è guardi, quello che si può dire. No, per carità, si deve dire, si può e si deve dire. Ma Catania è una città che ha una sua tradizione di gestione concertata delle questioni più rilevanti. È una città nella quale spesso l'opinione pubblica ha dormito, ma lo ha fatto consapevolmente, ma è una città in cui esistono anche delle energie enormi di tantissime persone per bene, che ogni giorno guardano quello che accade, si fanno un'opinione e sanno al momento opportuno come comportarsi. Il problema di Catania è un problema che affonda le sue radici oramai negli anni. Io avrei pronta un'edizione nuova di Catania Bene, ma la tengo ferma perché non riesco ad aggiornarla, perché poi è difficile riuscire a mettersi, diciamo, dietro l'attualità da un punto di vista delle cose da raccontare, perché è obiettivamente difficile. È una città complessa da descrivere, però che ancora ha una sua energia, e la sua energia incredibilmente sta in quei quartieri a rischio che vengono molte volte tenuti fuori da quello che è il circuito delle cose che contano. Io penso che se non si parte da lì, il riscatto di Catania non avverrà mai. Io vedo lì le risorse per partire e per andare avanti, e vedo lì un mondo dimenticato e a volte non compreso, banalizzato. Ci sono tre cose che a Catania caratterizzano la realtà della città, e sono il cimitero, la festa di Sant'Agata e lo stadio. Sono tre realtà che non vanno banalizzate. Il cimitero è il luogo in cui i catanesi si ricordano le proprie radici e lo frequentano in maniera appassionata, credendoci, perché questo costume degli antenati, la pietas, hanno una diretta derivazione romana, culturale italiana e romana.
La festa di Sant'Agata perché ci vede tutti quanti uniti in un momento di devozione importante verso una persona che davvero è il bene della città e per i catanesi rappresenta il bene. E poi lo stadio, che è il luogo nel quale in una città difficile come questa ci sono 20.000 persone che mentre la squadra gioca malissimo, perde 1-0 in casa, cantano "Ti amo da morire". Cioè, questo è l'emblema di una città. Ecco, dimenticarsi di questo, banalizzare o dire che esiste, diciamo, una realtà nella quale la curva è tutta fatta di criminali è un errore, perché ovviamente significa non conoscere la nostra dimensione sociale e rinnegare principi fondamentali che sono la partecipazione alle nostre istituzioni. Oggi in città c'è una mancanza di identità, c'è stata mancanza di identità, come c'è nel nostro paese mancanza di identità. E questa mancanza di identità porta ovviamente a non comprendere i problemi della società. Chiaramente sono provocazioni. Però servono a far riflettere. Allora, grazie a Sebastiano Ardita. Il coraggio del male lo trovate in tutte le librerie, è stato presentato ieri, quindi prima uscita da noi, Ardita, me ne vanto un pochettino. Il coraggio del male lo trovate, le strenne natalizie, insomma, mettetelo sotto l'albero, vi facciamo noi pubblicità al libro del procuratore Ardita, l'autografo ovviamente. Antonio, passi il libro per favore al procuratore Ardita, la penna ce l'ha, non gli passa anche la penna, eccola qua. E noi insomma siamo quasi in chiusura di questa prima parte. Tra un po' arriverà anche Ismaele Lavardera, che già vedo collegato, eccolo qua. Ismaele Lavardera tra un po' sarà con noi, racconterà tutta la sua verità, la dedica me la leggo in privato. Grazie a Sebastiano Ardita per essere stato con noi. Ricordo e faccio vedere ancora una volta il suo libro, Il coraggio del male. Noi andiamo in pubblicità. Rientriamo in diretta in studio, siamo rimasti qui Antonio Condorelli perché in collegamento c'è il deputato regionale del gruppo misto Ismaele Lavardera. Buon pomeriggio Lavardera, protagonista. Buon pomeriggio a voi. Protagonista di questa vicenda diciamo che abbiamo in maniera molto semplicistica chiamata Lavardera Uteri, però insomma dietro ci sono delle cose gravi, delle minacce. Lavardera che in aula, quindi nel suo luogo competente, ha denunciato certe cose con un'interrogazione e da lì è scoppiato il caos sui fondi alle associazioni dello spettacolo. Inchiesta del nostro quotidiano La Sicilia, faremo vedere, ogni giorno c'è una pagina del nostro quotidiano che racconta insomma queste magagne tra virgolette della politica, però ripercorriamo anche per capire perché c'è oggi qui Lavardera con un video, quello che è successo la scorsa settimana. Non ti permettere mai di dire a un collega che io ho dato soldi a mia madre, io ti vengo lignato, un mese sì, carinda, ora, poi chiama i carabinieri, chiama a quotidiano. La morte. Capite? È chiaro? A me questa cattiveria che tu hai la puoi utilizzare ogni chi vuole, ma non dire mai cose che non esistono. È chiaro, perché vedi che io non sono normale. Io innanzitutto chiedo scusa per le parole che ho rivolto al collega Lavardera, ma non è un'azione di giustificazione, ma lo voglio dire perché è giusto raccontare sempre la verità e in questo caso va detta in maniera molto chiara. Io sono inseguito dal collega Lavardera da più di una settimana. Sospensione è per mettere nelle condizioni di non intaccare il partito, i lavori parlamentari e per mettere tutte le condizioni per spiegare tutta questa vicenda assurda che mi ha coinvolto e che mi ha messo in una gogna mediatica. L'ho fatto con un grande senso di responsabilità, l'ho fatto con un grande senso di rispetto che ho nei confronti del mio partito, del mio capogruppo l'onorevole Assenza, e per cercare di mettere fuori il partito da vicende che in questo caso qualcuno ha cercato di mettere anche i miei familiari nel mezzo. Onorevole Lavardera, vediamo, la metto vicino al microfono perché insomma siamo nelle condizioni. Mi sente, onorevole Lavardera? Mentre io posso dimostrare che lui mi ha minacciato, lui non può dimostrare il contrario. Lui sta distogliendo l'attenzione a delle minacce gravissime e dovrebbe non autosospendersi, dimettersi dal Parlamento. In una terra normale, un soggetto che parla così dovrebbe lasciare il Parlamento più antico del mondo e ha vilipeso l'immagine di un intero Parlamento. Ti chiedo scusa se ti ha turbato questa cosa o tu possa avere paura nel venire al Parlamento. Stai sereno perché non c'è questo pericolo.
questo è quello che è successo la settimana scorsa. Lavardera, insomma, devo dire, ovviamente fanno ancora effetto quelle minacce, parole fortissime, diciamo, del quale Auteri si è fatto carico, però poi si è giustificato, diciamo, durante la trasmissione. Intanto la notizia di oggi è che Auteri è stato messo fuori dal gruppo di Fratelli d'Italia, quindi insomma un altro passo in più rispetto alla sua richiesta. Lei è stato categorico, dovrebbe dimettersi proprio dal ruolo di deputato e lasciare il Parlamento. Lo ricordo ai nostri telespettatori, quelle minacce del quale è stato protagonista l'onorevole Lavardera, che è con noi, sono avvenute all'interno di un palazzo delle istituzioni, quindi l'Assemblea regionale siciliana. Dicevo, è stato messo fuori dal gruppo di Fratelli d'Italia. Da domani, insomma da lunedì, Auteri sarà al gruppo misto proprio insieme a lei, no, onorevole Lavardera, e questo poi, diciamo, la parte più assurda di questa vicenda. Ma sì, è veramente tragicomico quello che accadrà e quello che sta accadendo. Guardi, dottor Ciliberti, io non ho chiesto le dimissioni di Auteri perché, come dire, le ho chieste io in quanto Ismaele Lavardera. Io ritengo che centinaia di migliaia di siciliani onesti, al sentire di quelle parole utilizzate da un deputato che si fregia del titolo di onorevole, siano assolutamente vergognose. Ed è poi ancora più vergognoso il senso di chiedere scusa a Lavardera, però Lavardera mi ha provocato e quindi evidentemente non ho potuto fare altro che rispondere in questa maniera. Se le provocazioni cui si riferisce Auteri sono denunciare in un'aula di un Parlamento il fatto che ci sia un'associazione che prende dei soldi e quell'associazione fa riferimento a un deputato regionale che ha sede a casa della madre del deputato regionale, io farei altre 60.000 volte quella denuncia pubblica, perché ritengo che con i soldi pubblici, ricordiamo, i soldi della cultura, non si possa scherzare, perché c'è centinaia di associazioni, sono all'osso, al secco, perché magari evidentemente non avevano e non conoscevano Auteri, ed evidentemente lo spettacolo che abbiamo dato è uno spettacolo vergognoso delle istituzioni. Guardi, io in questi giorni anche in maniera comica sono tornato in Parlamento, chiaramente qualche collega l'ha battuta, ma quindi ci dobbiamo preoccupare che ci registra la mattina alla sera. Io voglio tranquillizzare tutti i colleghi del Parlamento siciliano. Lavardera non è che va in giro con il registratore, Lavardera nel momento in cui dentro l'aula si vede sbeffeggiato da un collega e quasi le manda a dire quel collega e dice occhio che dopo te faccio vedere io. Guardi, come io ho voluto tutelare me stesso perché vedevo Auteri bello carico, onde evitare che domani potesse raccontare una verità, diciamo, parziale. Grazie a Dio ci sono quell'audio che si commenta da solo, e il fatto che oggi Auteri possa passare al gruppo misto è veramente vergognoso, perché non è Lavardera che gli chiede le dimissioni, sono i siciliani per bene che chiedono ad Auteri di fare un passo indietro. Lavardera, ci sono adesso, diciamo, al di là, diciamo, della parte televisiva, diciamo, che abbiamo visto, ci sono due inchieste su questa storia che lei ha denunciato, che il quotidiano La Sicilia ha raccontato, ripeto, tante volte fino ad oggi con tante inchieste. Ci sono due inchieste, una della Procura che riguarda appunto Auteri e una della Corte dei Conti, per capire, insomma, cosa sta succedendo in questa giungla dei contributi regionali. L'accusa ad Auteri sembra essere quella che abbia distolto, diciamo, anche dei fondi, oltre ad averle diciamo, finanziato le sue associazioni, ad aver distolto dei fondi anche per finanziare il suo partito. E questo, in grandi linee, per grossa sintesi, è quello che sta accadendo. Ma certamente io sono ben contento di sapere che la Procura di Siracusa abbia aperto un'indagine, sono ben contento di sapere che la Corte dei Conti abbia aperto un'indagine. Guardi, il tema è proprio quello, non è possibile che passi il messaggio devastante che se un cittadino normale fa le determinate cose, ovviamente la paghi e poi perché magari uno è un politico resti impunito. Questo non accade perché ho fiducia estrema nella magistratura, estrema nelle istituzioni che ovviamente devono guardare dentro questo sistema di dazione di denaro pubblico, perché ricordiamo, non è che noi, come dire, parliamo di denari privati, parliamo di soldi che tutti sono dei cittadini siciliani, quindi il fatto che ci possa essere l'inizio di un'eventuale inchiesta sono ben contento. Certo, mi auguro che possa aprirsene anche un'altra, perché io ricordo che al di là di fare semplicemente la denuncia televisiva poi c'è regolarmente presentato una denuncia per un reato particolare
che è proprio un reato specifico, che è minaccia a corpo politico, e quella interpretazione giuridica di quella norma addirittura va al di là del corpo politico inteso come una istituzione. All'interno del corpo politico ne fanno parte anche gli esponenti di quel corpo politico, e quindi nell'esercizio delle mie funzioni da deputato io mi sono sentito minacciato, perché la minaccia non è stata abbiamo litigato per un fatto privato. Tu, siccome hai scoperchiato la pentola e hai parlato del fatto che ho dato i soldi alla madre, tu non devi toccare mia madre, perché altrimenti se lo fai ti butto dal secondo piano. Ricorda a chi non è mai venuto al Parlamento che il piano parlamentare si trova un piano rialzato ed eravamo proprio davanti a una balconata, e quindi evidentemente la minaccia era bella circoscritta. Ma se qualcuno pensa che questo tipo di minacce o qualsiasi voglia di voler tirare fuori chissà quale scheda in armato, perché le dico di più, dottor Ciliberti, le do una notizia qui agli amici che ci stanno seguendo: ci sono delle riunioni, delle sedute spiritiche, come le chiamava il buon Catero De Luca, cercando in qualche maniera primo punto all'ordine del giorno trovare scheletri nell'armadio di Lavardera. Cioè stanno cercando di fare di tutto, ma che possiamo provare, perché l'obiettivo principale è quello di screditare la mia figura, affinché ovviamente screditando la mia figura le cose che denuncio, le cose che racconto vengono meno. Ma indagate pure, cercate pure, al massimo troverete forse le parole di mia moglie che dirà che non prendo i calzini la sera quando, come dire, mi addormento davanti il letto, insomma. Questioni molto private di casa, diciamo, di stanza. Prego, Condorelli. C'è un elemento centrale di questa vicenda, che è il famoso emendamento che ha consentito l'attribuzione di fondi a questa associazione Teatrando. Qual è la verità che a lei risulta su questo emendamento? Cioè, è stato Auteri realmente a presentarlo? Ma guardi, Auteri questo emendamento l'ho anche rivendicato nei vostri studi, ha detto chiaramente che l'emendamento, guardi, la verità la dobbiamo riportare, perché sotto questo punto di vista c'è anche una voglia, voglia di cambiare la realtà. Auteri si sta difendendo in queste ore dicendo: attenzione, i soldi che li ho ricevuti prima di diventare deputato, quindi non si possono imputare a me. Vero, una parte di quei soldi sono stati dati alle associazioni prima che lui fosse deputato, ma quello che io ho, diciamo tra virgolette, denunciato è che l'emendamento di 100.000 euro è stato dato all'associazione della madre mentre il deputato Auteri presenta quell'emendamento, cioè la denuncia è circoscritta, è inutile che lui la vuole buttare in caciara dicendo sono soldi che ho ricevuto prima di essere deputato. No, tu quell'emendamento l'hai presentato all'interno di un maxi emendamento che confluisce in tutti gli emendamenti, e quell'emendamento evidentemente sapevi che andasse a finire indirettamente alle casse di associazioni che fanno riferimento a te, e questa è la cosa grave. Io tremerei quasi a pensare di dover dare dei soldi a un'associazione in cui ci sono miei familiari, perché lo riterrei dal punto di vista dell'opportunità, della morale. Io poi ci saranno i magistrati a dire se questi sono reati, se evidentemente ci saranno eventuali profili di illecità, ma qua parliamo della questione etica e morale, che in questo paese, sentivo bene poco fa il dottor Ardita, è diventato quasi al quarto livello. Cioè il fatto che ci possono essere dei soggetti che fanno politiche e che fanno cose di questo tipo ormai non ci stupisce più, perché funziona così. L'ha detto anche lui, no? Lavardera, l'ha detto anche Auteri, cioè, fanno tutti così, insomma. Ma fanno tutti così? No, grazie a Dio, con tutto il rispetto, dottor Ciliberti, fanno tutti così? Un par di cavoli, mi permetto di dire, perché fanno tutti così? No. Per quanto mi riguarda, io rivendico con grande orgoglio gli emendamenti, insomma, che ho presentato. E guardi, io sono anche d'accordo, ho incontrato in settimana anche il presidente Galbagno, che ho apprezzato, diciamo, l'uscita, no? Di voler dire basta a questo sistema di finanziamento direttamente all'associazione. Io sono d'accordo a togliere, come dire, al singolo deputato la, come dire, possibilità di dire quell'associazione rispetto che a quella. Si determinano in maniera trasparente dei nuovi profili, dei bandi pubblici all'interno degli assessorati competenti, e si determina attraverso dei bandi pubblici come dare dei soldi pubblici, perché altrimenti il caso Auteri, oggi c'è stato il caso Auteri, domani ci sarà un altro caso, di altri casi che magari troveremo in questa lunga legislatura. Quindi io sotto questo punto di vista mi devo dire che mi ritrovo, diciamo, d'accordo con l'uscita, diciamo, del presidente Galbagno, che ha dichiarato senza troppi giri di parole che vuole cambiare questo sistema, e io ci sto. Senta, Lavardera, cosa risponde a chi diciamo, latamente l'accusa, anzi direttamente l'accusa di aver fatto la Iena? Io lo ricordo per i nostri telespettatori, lei non ha bisogno di presentazione, diciamo, in un'altra vita è stato un volto conosciuto delle Iene. Diciamo, qualcuno l'accusa di aver usato il metodo Iene, cioè di aver impacchettato questa polpetta avvelenata ad Auteri con il metodo Iene,
bene, quindi registrando, andando diciamo a suggerire alla trasmissione televisiva nazionale, in questo caso Piazza Pulita, questa storia di Auteri per farla uscire fuori diciamo in maniera più clamorosa. Cosa risponde chi l'accusa di questo? Ma guardi, la polpetta avvelenata se l'è autofatta Auteri, perché se tu decidi di dare una roba di questo tipo senza vergogna e senza dignità, evidentemente il domani ti devi aspettare che giustamente un deputato nell'esercizio delle proprie funzioni, io ve lo ricordo, che ha anche funzioni ispettive di controllo rispetto a come vengono dati i soldi pubblici, denunci questi fatti, li renda pubblico, perché guardi che io non ho fatto la denuncia in televisione e poi ho fatto l'atto parlamentare, io lo rivendico, prima ho fatto un atto parlamentare regolarmente depositato in cui facevo nomi e cognomi, in cui raccontavo attraverso l'interrogazione di questa faccenda, dopodiché io ritengo che chi fa queste porcate debba avere anche il pubblico ludibrio davanti ai media, perché grazie a Dio in questo paese fortunatamente l'unica cosa di cui hanno paura i politici sono i media, sono essere, tra virgolette, mi permetto di dire, sputtanati mediaticamente. Ben venga se quelle persone che fanno cose di questo tipo devono essere, tra virgolette, sputtanati mediaticamente, lo rivendico quel metodo, e sappiano lor signori all'interno Parlamento che se dovessero succedere cose di questo tipo io non starò lì a pigiare i bottoni a dire sì o no, io continuerò a denunciare, e se questo vi va bene, il motivo per cui hanno eletto Lavardera è perché Lavardera ha fatto questo e continuerà a fare questo, e lo rivendico. Antonio. L'Assemblea regionale siciliana, maggioranza e opposizione, questo l'ha confermato anche Auteri, ma noi lo raccontiamo da anni. Sostanzialmente a ogni esercizio finanziario si spartisce X milioni di euro per attribuirli a sagre, associazioni private, eccetera, eccetera. Queste associazioni, onorevole, fanno una rendicontazione di come spendono i soldi? Guardi, le racconto direttamente una storia, che è una storia nota, uno dei miei emendamenti che rivendico con orgoglio, perché guardi, dottor Condorelli, in ogni manovra io ho pubblicato, senza vergognarmi, quali sono le associazioni destinatarie dei contributi pubblici, perché diversamente qualcun altro forse non lo può fare, perché io non ho mai finanziato né una sagra, né una festa di paese, né un'iniziativa che ha a che fare con le ballate, con le cantate o con le suonate, ma cose che hanno a che fare con problemi reali che ci sono nella nostra città. Uno tra tutti il problema del crack. Ho finanziato 80.000 euro per l'associazione La Casa di Giulio, che ogni settimana, grazie a quel mezzo fisico che va a Ballarò, prova a liberare i giovani dal crack. E cosa fa questa associazione? Come è giusto che facciano tutte le associazioni, deve rendicontare pubblicamente in maniera scientifica come ha speso quelle 80.000 euro, ed evidentemente, come dire, l'obbligo dell'assessorato è controllare che quei soldi pubblici vengano spesi bene. Io do un'altra notizia e mi assumo la responsabilità di quello che dico all'interno di questa trasmissione. Lei lo sa che ci sono delle associazioni che hanno preso dei contributi di spettacoli, iniziative, e di quei spettacoli, di quelle iniziative non c'è traccia? Anche su questo ci sono delle indagini in corso. Non sono mai state fatte delle manifestazioni per cui quelle associazioni hanno preso dei soldi, e sotto questo punto di vista sarebbe poi gravissimo, il reato che se... si configura è di truffa. Vedremo, il tempo darà le giuste. Quindi non tutti rendicontano i fondi, se ho capito bene. Ma guardi, l'obbligo c'è, evidentemente il controllo è in capo agli assessorati. Io posso dirvi che le associazioni che fanno bene e che fanno ovviamente bene il loro lavoro hanno l'obbligo di rendicontare, quindi poi è l'obbligo degli assessorati di capire i fondi del FURS, spesso e volentieri, che sono due cose distinte, perché sotto questo punto di vista è facile fare confusione e buttarla in caciara, perché Buono Auteri è stato bravo a buttare in confusione e dire vabbè, facciamo tutta una cosa. Non è così, perché i soldi che gli imputa l'associazione, la trasmissione Piazza Pulita, l'abbiamo visto nella scorsa puntata, che sono circa 700.000 euro, sono un insieme di contributi che lui poteva avere in quanto i fondi del FURS, ovviamente, tra l'altro, non so se volete fare un sorriso, ma funziona così: i fondi del FURS, le associazioni che prendono quei soldi devono compilare un'autocertificazione nella quale dicono che non hanno parenti all'interno degli assessorati, altrimenti i soldi non glieli danno. Quindi ai cittadini normali si chiede di compilare un'autocertificazione in cui viene scritto che non devono avere parenti. A un deputato è possibile che dia dei soldi all'associazione della madre, ma questa è chiusa parentesi. Quindi sotto questo punto di vista io recrimino ad Auteri: lascia stare tutti gli altri soldi, io poi sarà la magistratura, quelle 100.000 euro che lui stesso ha voluto dare a un'associazione. Due fatti ineluttabili: uno, che ha fondato lui, c'è un atto costitutivo che parla chiaro, che dice che Auteri ha fondato quell'associazione Teatrando. Secondo fatto ineluttabile, si dice chiaramente che quell'associazione aveva sede, fino a quando Danilo Lupo l'ha intervistato, perché poi sono stati pure bravi a cambiare sede il giorno dopo, proprio a casa della madre di Auteri.
Senta Lavardera, diciamo in questa polemica, in questo caso sono entrati, diciamo, loro malgrado, diciamo, non hanno alcuna colpa, anche tutte quelle maestranze che effettivamente poi in quei teatri, diciamo, che fanno riferimento in questo caso ad Auteri, ci lavorano, hanno scritto una lettera aperta ovviamente alla stampa dicendo: guardate, sembra che quasi noi diciamo, siamo qui a non fare niente, ma i nostri teatri producono delle stagioni importanti, interessanti, alcuni teatri sono teatri storici e quindi, diciamo, hanno tutta la dignità di restare in piedi e lavorare così come abbiamo sempre fatto. Quindi hanno parlato, diciamo, hanno sentito queste polemiche come attacchi verso il loro lavoro, verso la loro professionalità. Cosa si sente di dire a queste persone? Ma guardi, nessuno ha attaccato il mondo del teatro, anzi questa tipologia di denuncia fa sì che ci possa essere eguaglianza in un settore che non può essere appannaggio di un singolo partito politico. La cultura in questa regione, caro dottor Ciliberti, è commissariata da un partito di governo che è Fratelli d'Italia, che ha gli uomini chiave nei posti chiave al centro di ogni commissione, e quindi quello che io dico, e lo dico qua anche pubblicamente ad esempio, è che non mi spiego come mai tutte le 100 associazioni che hanno chiesto di essere audite in quinta commissione per denunciare i fatti di cui io ho parlato non sono mai stati ascoltati, nonostante c'è una richiesta formale di audizione in quinta commissione, che è la commissione competente in materia al Parlamento siciliano. E ovviamente, forse, io voglio pensare male, mi auguro di no, caro presidente Ferrara, se mi stai ascoltando, se ci sei, batti un colpo. Io non vorrei che tu non vuoi ascoltare queste associazioni, perché evidentemente, come dire, il partito di cui fai parte è Fratelli d'Italia. Io credo nella tua figura di presidente istituzionale, che ovviamente non è di parte, e mi auguro che questa richiesta di essere audite delle associazioni tu la porterai in commissione, perché da mesi provano ad avere un contatto ma senza successo. Allora, siamo arrivati alla fine, grazie all'onorevole Ismaele Lavardera, non so se Antonio vuole aggiungere chiederei qualcosa. solo quali saranno le sue prossime mosse. Intanto leggersi tutti gli emendamenti del prossimo bilancio. Ma certamente la prima, faccio una battuta, mi permetterete, chiederò quantomeno al presidente dell'Arse, ma questo gliel'ho già chiesto, che non mi metta nella stessa stanza con Auteri, perché sarebbe veramente ridicolo, no? Nel senso che nella divisione delle stanze, quantomeno che non mi si permette di averlo di fronte. A parte la battuta, ovviamente continuerò in questa finanziaria che stiamo per approvare a controllare, a vedere, a raccontare, a denunciare. Per carità di Dio, io non voglio dire che tutti quanti, perché anche fatemi lanciare una lancia in favore di tanti colleghi deputati che fanno iniziative fondamentali anche di maggioranza, e quando la politica vuole riesce a partorire dei capolavori, come ad esempio è stata la legge contro il crack, che è stata finanziata anche dal presidente Schifani con ben 11 milioni di euro per 3 anni, e quindi quando la politica vuole fare cose belle questo può accadere, però spesso e volentieri dobbiamo seguire quel modello ed evitare che ci possano essere case Auteri che ovviamente prendono, insomma, soldi, realtà che magari non lo meriterebbero di fare. Quindi in quel Parlamento ci sono anche colleghi bravissimi, preparatissimi e, come dire, che hanno a cuore la Sicilia, e proprio per quei colleghi io mi batto per l'onorabilità di quel Parlamento. Grazie onorevole Ismaele Lavardera per essere stato con noi, Grazie salutiamo, ci fermiamo, dopo la pubblicità il maltempo e l'analisi di quello che è successo. Ci saranno con noi Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico, deputato nazionale, e l'ingegnere, è tornato l'ingegnere Tuccio D'Urso, subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta, apriamo una nuova pagina della nostra trasmissione, ci occupiamo di maltempo. Intanto do il benvenuto a Anthony Barbagallo, onorevole deputato alla Camera per il Partito Democratico e segretario del Partito Democratico in Sicilia. Saluto anche, salve Barbagallo, ce l'abbiamo in collegamento, è ritornato con noi per dare un parere tecnico rispetto a quello che è successo questa settimana, l'ingegnere Tuccio D'Urso, che è un esperto di sistemi idrogeologico. Non faccia quella faccia, D'Urso, lei lo sa, insomma, glielo dicono tutti, poi c'è qualcuno che magari non lo ammette, però insomma, dei suoi amici, insomma, per carità. Qualcuno non mi crede, penso. Insomma, va bene. Allora, facciamo vedere quello che è successo, perché il nostro Antonio, noi ci siamo occupati ovviamente con i nostri telegiornali, su Telecolor, su Antenna Sicilia, con i nostri servizi, di tutto quello che è successo. Abbiamo raccontato la cronaca di questa pesante alluvione che ha colpito la zona
zona ionica etnea, quindi i comuni di Giarre, Riposto, parte della Cese, avete visto anche nelle nostre vignette, amaramente Totò ha detto è crollata la timpa, perché un pezzo di timpa è crollato, quindi ci siamo occupati di questo. Antonio Condorelli con la sua telecamerina è andato in giro a cercare di capire di più che cosa è successo in quelle zone, e questo è quello che ha portato qui oggi al Punto. Io me lo ricordo quando ero ragazzo, qua c'era un torrente, gli hanno messo il tubo di sotto e l'hanno ricoperto, perciò ha fatto da tappo e si è portato tutto. Questo è il punto esatto in cui il torrente è stato ristretto all'interno di una tubazione metallica ed è esondato, travolgendo le abitazioni che sono sorte a pochi metri dall'alveo. La pressione dell'acqua ha sfondato tutte le pareti, stiamo buttando via tutto, mobili, frigorifero, televisori. Siamo stati inondati perché il torrente che scende da lì è straripato e ci ha invaso tutte le cantine, abbiamo perso tutto quello che avevamo l'abbiamo perso, tutti i nostri ricordi, tutti i documenti, tutto, abbiamo perso tutto, stiamo buttando tutto. Il torrente è stato tombato da molti anni. Questa è la quarta volta che succede questo. Tutti i nostri torrenti, o quelli che lo erano, perché bene o male sono diventati strati, sono stati tombati come questo, non hanno più il tirante idraulico naturale. Dei torrenti che originariamente raccoglievano queste acque avevano la larghezza necessaria per raccoglierle, e oggi abbiamo visto che ci sono delle strade in alcuni casi. Allora, era facile insomma da intuire, questa è la mano dell'uomo. Io chiedo alla regia, nel frattempo, mentre noi apriamo il dibattito, di riprendere quell'immagine che è emblematica che ha filmato Antonio. C'è un grande fiume, era un torrente una volta, largo una decina di metri, che pian piano si restringe fino ad entrare dentro 1,5 metri di condotta che avrebbe dovuto, secondo chi ha autorizzato questi lavori, contenere le acque piovane e tutto quello che arrivava dalla cima, diciamo, di questo porta torrente. La decima parte del torrente pieno. Questo è Tucci. Ecco. Abbiamo dato già un la decima parte. Quindi diciamo riesce, è 1/10 di quello che dovrebbe contenere come dimensione, no? Tra volume e attriti della condotta stessa, la decima parte di quello che arriva a monte entra in quella condotta. Eccolo qua, lo vediamo benissimo, vedete ci sono dei restringimenti, c'è insomma dei detriti, delle Gli abbattimenti in pietra lava, così si adattano bene al paesaggio. Esattamente, Barbagallo, insomma questa è la situazione, ma questo è Giarre, Riposto, ma se ci spostiamo poco tempo fa al fiume Salso, nella zona di Licata, Casteldaccio, insomma ce ne ricordiamo tante. Giampilieri è, diciamo, la storia più emblematica, quella che ha causato anche i morti, in questo caso devastazione, fortunatamente dico, non ci sono stati morti, ma c'è tanta gente che sta piangendo diciamo, degli affetti cari, no? della roba, delle case, delle abitazioni praticamente compromesse. Barbagallo. Lei ha fatto anche un'interrogazione, diciamo, alla Camera. Con buona pace di quelli che continuano a negare che nel nostro paese è in atto, e più in generale nel mondo è in atto un cambiamento climatico, i fatti di questa settimana testimoniano la gravità di questo processo. Io credo che alla fine il bilancio non è stato drammatico con elenco di morti, perché ci sono state due coincidenze fortunose: l'allerta meteo, ahimè arancione e non rossa come invece avrebbe dovuto essere, quindi tanti sono rimasti a casa, e la circostanza che l'inizio consistente delle piogge è avvenuto già dalle 3, 3:30, 4 del mattino, per cui già alle 6 tanti che generalmente escono per andare al lavoro, in ufficio, per commissioni varie, non sono usciti perché già il livello era molto grave. Io credo che prima di approfondire il mare magnum delle cause degli errori dell'uomo, che certamente in questi come in altri casi ci sono,
il compito della politica, perché io non ho fatto studi scientifici, qua abbiamo poi l'ingegnere Tuccio D'Urso che è uno dei maggiori esperti, però io credo che oggi il compito della politica è quello che bisogna fare presto. Cioè, noi ieri siamo stati sui luoghi a testimoniare la solidarietà, la vicinanza e anche il ringraziamento, perché c'è un lento ritorno alla normalità grazie ai vigili del fuoco, alla protezione civile, ai tanti volontari. Io ieri ho visto veramente scene di solidarietà straordinaria. È chiaro che però oggi la politica deve fare presto, perché c'è un tema che riguarda non soltanto la rimozione dei detriti, che ancora non è ultimata e serve rimuoverli presto, ma soprattutto tutta la partita dei ristori alle imprese, alle famiglie. Barbara, se la interrompo. Oggi in un servizio nostro che abbiamo mandato su Telecolor, il nostro Tonino De Mana, che è andato anche lui oggi sul posto, ha visto una cosa assurda, cioè si liberano le strade gettando quei detriti dentro quel torrente, quel badduni, come lo chiamano, ma infatti rimettendoli là dentro. Cioè, oggi serve un'attenzione, una concentrazione particolare per garantire queste 3 fasi. Prima fase, assistenza alla popolazione e censimento dei danni, che ancora è in alto mare il censimento dei danni. Secondo, rimozione dei detriti, evitando quello che anche io ho visto ieri, perché peraltro la contea di Mascali è frazionata dal punto di vista amministrativo, ci sono tante imprese che stanno operando, tanti volontari, quindi c'è un po' di confusione che va organizzata al meglio, invece, l'eliminazione dei detriti. E siccome le piogge non sono finite, c'è il tema della messa in sicurezza del territorio, che per quello che abbiamo visto è particolarmente complicato. Ora, io credo che la politica deve spingere tutta e di tutti i colori politici verso la risoluzione veloce di queste 3 fasi, che in altre ipotesi come questa, ad esempio quella che ha colpito lo Stromboli a Ginostra qualche settimana fa, ancora è in alto mare per quanto riguarda la messa in sicurezza del territorio. Quindi serve fare presto e serve organizzare un lavoro che vale anche per quanto riguarda la copertura, perché io non lo so se sono 10, 15, 20 milioni di euro di danni alle strade, alle abitazioni. Ci sono abitazioni, ad esempio, che non lo so se ancora potranno stare là, c'è il tema dell'inagibilità, ci sono famiglie che sono state evacuate, quindi tutta questa organizzazione in Sicilia noi non abbiamo grandi esempi, a partire dal terremoto di Santo Stefano, dove ancora per eventi calamitosi di questo stesso territorio, per non andare lontano, dove ancora ci sono pratiche ferme, gente che non ha preso i soldi, quindi io sono preoccupato e il compito oggi della politica è di spingere e spingere tutti verso la stessa direzione. Concludo. Per quanto riguarda poi il tema degli errori dal punto di vista tecnico, gli errori dell'uomo, io credo che bisogna distinguere un panorama oggi di errori che ci sono stati. Alcuni errori fatti dal privato, perché abbiamo visto non soltanto a Gerre Riposto, in tante parti della Sicilia e d'Italia il malvezzo di fare questi garage a 3-4 metri sottoterra con scivole che superano il 60 il 70% per uscire, per recuperare spazio, alcune di queste abitate, quindi questa è una prima questione. La seconda questione è quello degli studi idrogeologici, dei pareri. Cioè noi abbiamo avuto per 40 anni la stessa legge urbanistica, non si è mai toccata in Sicilia, del 78. Io credo che un approfondimento su alcuni studi. Questo era un fiume, no? Cioè, nel senso, questo è il punto dove è stato Condorelli io ieri. Questo è il torrente. Cioè, questo in origine era un torrente. Allora, proprio lì sotto scorrono questi tubi d'acciaio. Questo è il torrente Babbo, si chiama tecnicamente. Questo torrente Babbo è stato tombato ed è stato intubato a monte, quindi a valle, quando c'è una forte pioggia, ed è la 4ª volta che accade dal 95, la 4ª volta, non la prima, questo torrente esonda e travolge tutto. Ma c'è una situazione ancora più grave che ho toccato con mano con la protezione civile a Riposto, ed è la situazione che si trova a valle di quello che era il torrente, si chiama Iungo. Questo torrente Iungo dovete sapere che è stato sotterrato, e allora dopo che questo torrente è stato sotterrato, quindi è stato dichiarato scomparso, sono state realizzate delle strade e ci sono delle opere di costruzione e anche di speculazione edilizia in corso, dove stanno utilizzando quello che era il letto del torrente come strada per accesso a nuove costruzioni. Non sono costruzioni degli anni 50-60, in questo momento vendono villette sul torrente Iungo. Questa cosa l'abbiamo vista con la protezione civile, e c'era 1 metro di detriti che lambisce queste nuove villette in costruzione, che sono anche costosissime,
proprio lì dove il torrente era sparito. Dovete sapere che questo torrente ha devastato un terreno per ritrovare il suo corso. Ma posso chiedervi, ve lo chiedo a Barbagallo, a Tuccio D'Urso, ma chi è che concede queste autorizzazioni a costruire? Io l'ho chiesto al sindaco. Come funziona? L'ho chiesto al sindaco a Davide Vasta, lui non è riuscito a rispondere, ovviamente non sono cose di sua competenza, però quello che lui mi ha detto dice che evidentemente... Ecco, guarda, queste sono le immagini che ha registrato oggi c'è il timore che... L'organismo pubblico che deve... No, scusate se mi... Prego, Urso. Semplicemente se ha la risposta, ce la dia lei. Pubblico che deve dare queste autorizzazioni era prima il Genio Civile, ora è l'autorità di bacino, e le dà in ragione a una carta molto stretta sui vincoli sul territorio che è approvata dall'assessorato al territorio. Alcune di queste costruzioni sono abusive. Condorelli ricordava ad esempio tutto l'abusivismo sulla foce del Simento, che è tutto in zone di allagamento e quindi di esondazione, ed è ovviamente pieno di villette. E la cosa più grave del torrente Babbo, che si chiamava Babbo perché era stupido, no? Perché era un torrentuolo con un bacino piccolissimo ai tempi, è che lo stesso organismo che autorizza le costruzioni, cioè ai tempi il Genio Civile, è quello che ha poi autorizzato, se non progettato, quello scempio che è la sua riduzione a tubo anziché a corso d'acqua. Se facciamo anche visivamente un parallelo, ci fosse stato quel corso d'acqua, magari anche con dei ponti, con delle cose, ma quel corso d'acqua libero fino al mare, tutto quel disastro non ci sarebbe stato. Però non ci sarebbero state le villette almeno così a ridosso del torrente, cioè ci sarebbe dovuta essere una strada a destra e a sinistra, certo un po' di territorio mangiato alla speculazione, però oggi non saremmo andati sulle cronache di tutto il mondo facendo vedere quella macchina che finiva a mare, e come avete ben ricordato come è stato, per fortuna non si piange nessun morto e nessun ferito. C'è un problema che forse o probabilmente questi torrenti sono spariti dalle carte, perché davanti al capo della protezione civile Cocina i responsabili locali e anche lo stesso sindaco con i dirigenti non riuscivano a individuare il percorso del vecchio torrente Iungo, e quindi cercavano di capirlo attraverso le macerie che il fiume aveva trasportato sulla strada. Seguendo il corso dell'acqua. Però di fatto quello che era un alveo che doveva essere protetto con anche dei limiti, cioè, veramente realtà, è impressionante. Cioè, questo è Torre Archirafi. E questo è Torre Archirafi. Ma se mi permettete, in realtà quell'alveo era diventato se mi permettete, io vorrei portarvi ad una realtà molto più cogente, che è quella di Piazza Duomo e degli emissari dell'acqua da Piazza Duomo. Come ha dimostrato, il suo post ha girato ed è stato visto decine di migliaia di volte, e io l'ho riportato anche nel mio profilo, il signor Franco Politano, che presiede un'associazione benemerita di speleologia in grotta e si è più volte cimentato nella speleologia delle grotte, che sono poi utilizzate anche come sfogo delle acque bianche di Catania, ha documentato che sotto Portuzeda il vecchio collettore che passava e che ha una dimensione gigantesca, no? Arrivato sotto Portuzeda, viene sostituito da un tubo di 40 cm di diametro che supera Portuzeda e va a finire in Amenano. Io ho, nella mia modestia, dimostrato sotto gli occhi di tutti che la larghezza dell'Amenano a Piazza Duomo, sotto la fontana di Piazza Duomo, è esattamente il doppio della larghezza dell'Amenano dentro la Villa Pacini. E devo dire che lì l'abbiamo messo in luce, l'ho fatto mettere in luce io, perché quando era ancora più stretto. Che cosa vuol dire? Che è esattamente quello che è successo a Giarre, che l'acqua che scende da Via Etnea non può assolutamente defluire per arrivare alla darsena del porto, che è la darsena dei traghetti. Tra l'altro sono distanze minime, molto più piccole di quelle che abbiamo visto a Giarre, le possiamo contare in qualche centinaio di metri. E che se si utilizzasse un minimo di raziocinio, ovviamente è importante parlare dei massimi sistemi, del cambiamento climatico, di quello che vogliamo, ma se si adottasse un minimo di raziocinio, a quantomeno
i disastri su Piazza Duomo si ridurrebbero di entità con 2 interventi di allargamento del canale che passa sotto Portuzeda e dell'alveo del Lamenano, fino ad arrivare al porto, la cui darsena è assolutamente accogliente delle acque di pioggia. Per non parlare degli almeno 2 o 3 episodi che ho sempre e costantemente segnalato, in cui le fognature miste di Catania sono ostruite, piene di sabbia, l'acqua non defluisce, e poi grazie alla notizia che poi abbiamo... Guardi Urso, io su questa storia, insomma, di Catania, noi ci rendiamo tutti conto, diciamo, cosa succederebbe, diciamo, con che entità investirebbe questo, che effetto avrebbe proprio nella città questo tipo di fenomeno. È chiaro che qualcuno, insomma, deve reagire al di là, diciamo, dei singoli casi, che sia Catania, Riposto, Giarre o Licata nel caso del fiume Salso. Barbarello, c'è da mettere ordine certamente a questa. Io credo che il tema oggi è mettere ordine, innanzitutto riconducendo tutto a unità. Oggi l'ente che è chiamato a esprimere il parere è il Genio Civile, che esprime un parere, famoso vecchio articolo 13 di fattibilità geomorfologica, e quelle sono le mappe a cui si fanno riferimento, e chi firma l'emissione del parere positivo si assume una responsabilità. Come si fa a non trovare nella carta il fiume? Non li avranno al comune, ma al Genio Civile ce l'hanno sicuro. È chiaro che poi, alla luce di quello che sta accadendo in questi anni, servono interventi straordinari sulla difesa del suolo. Guardate che commetteremmo oggi noi un peccato grave se archiviamo la vicenda come un fatto straordinario e non se ne parla più. Quindi da un lato c'è il fronte delle risorse per ristorare la popolazione che è stata colpita, ma dall'altro servono interventi straordinari per mettere in sicurezza territori come quelli di Riposto e Giarre, ce ne sono tanti in Sicilia, che rischiano con un numero elevato di precipitazioni. Purtroppo questa è una terra che negli anni non si è fatto in questa terra quello che si doveva fare. Le leggi di sanatoria hanno distrutto un ordine che era quello, diciamo, prima degli edifici prima della seconda guerra mondiale, quindi serve un'azione di difesa del suolo che si deve dare delle priorità. Cioè, qua ancora non ci sono neanche le condotte di acque nere, acque bianche che funzionano autonomamente, quindi ricordiamo che c'è una parte consistente della costa ionica dove c'è il divieto di balneazione, per chi è che l'ha dimenticato, quindi abbiamo uno dei luoghi più desiderati e più belli al mondo, perché siamo una regione con 10 siti UNESCO, però abbiamo il divieto di balneazione perché alcune acque nere confluiscono a mare, quindi c'è da fare ordine, però serve farlo subito. Ora, Tuccio D'Urso, che si arrabbia ovviamente ogni volta che si parla di questi temi, perché lui sembra no, come le vecchie chimere, no? Dice: io l'avevo detto però in tempi non sospetti. Tuccio D'Urso nel 1998, pochi lo sanno, per esempio, aveva messo in campo un meccanismo che riusciva ad intercettare gli acquazzoni, no? Le piogge. Come funzionava, D'Urso? E già questo poteva aiutare tantissimo. Funzionava primo come in Europa, no? Primo in Europa. Primo al mondo, credo. Praticamente cosa si immaginava, ed è in 2 decreti firmati dall'assessore Bufardeci, che era l'assessore alla protezione civile del tempo, e io, in tutta modestia, fui il primo capo della protezione civile fatta la legge 14 del 98, che è quella che tutt'oggi regola la protezione civile in Sicilia. Cosa dicevano questi 2 decreti? Uno affidava a Telespazio che cosa? Di seguire con le sue antenne. Telespazio allora era partecipata dall'ESPI, infatti era maggioranza l'ESPI, la convenzione la facemmo con l'ESPI. Era di seguire gli eventi meteorologici da terra, cioè una volta che i satelliti ci avessero individuato le nuvole, venivano agganciate da terra. La seconda invece, affidata ad un'altra società della regione, che era Asta Sistemi, credo che esista ancora nonostante le vicende di Asta, doveva invece fare il modello informatico dei territori fragili, perché poi le 2 cose si unissero. I radar ci dicevano quanta pioggia sarebbe caduta e dove, con qualche ora di anticipo. Il modello ci avrebbe detto quali effetti questa pioggia avrebbe avuto sul terreno, sulle aree fragili, talché con 1, 2, 3 ore di anticipo si potesse dare l'alert alle popolazioni. E se voi pensate che
giorno fa la Protezione Civile Nazionale ha fatto la prima sperimentazione nazionale sull'alert alle popolazioni. Potete capire quanto 26 anni fa anticipassimo questa questione. E non ci piace, se non arriviamo in ritardo non siamo... Un mese fa non si è riuscito a dare l'alert, cioè a capire che le piogge sulle montagne di Valencia avrebbero invaso la città di Valencia. Questa è la Vietnam, lo dico. L'intuizione che avevo avuto, devo dire, scusatemi l'immodestia, che avevo avuto nel 1998. Questa è la Come è finita? C'è un esponente di quel partito in studio, dico, e mi piacerebbe parlarne male, però se volete sapere com'è finita ve la racconto. Senta ingegnere, una cosa vorrei dirle, le piogge che sa. abbiamo avuto su Catania, che hanno scatenato l'ultimo allagamento della Vietnea, se non sbaglio corrispondono alla metà o a un terzo di quelle che si sono abbattute sulla fascia ionica. Parliamo di circa 200 mm contro 500-600 mm in poche ore. Questa è di 3 anni fa, questa è la pescheria di 3 anni fa. Mi sembra che lì si trattasse di circa la metà della pioggia caduta su Valencia. Quindi cosa rischia Catania con la stessa pioggia che è caduta a Giarre in poche ore? Questo è il grande timore. Allora, qui i problemi sono due. Io cosa sostengo nella mia, forte della mia esperienza e della mia innocenza? Che prima di tutto noi dobbiamo rendere perfettamente efficienti quello che abbiamo, perché andare ad ipotizzare che quello che abbiamo non serve a nulla, che le calamità sono gigantesche e che quindi è inutile che manutentiamo o efficientiamo quello che abbiamo, significa bestemmiare oppure non capire di quello di cui parliamo, perché noi abbiamo, nessuna città in Italia ha oltre 60 chilometri di canali di gronda come li ha Catania. Come il canale di Gronda, il collettore C, inizia al cimitero di Sant'Agata di lo sappiamo, diciamo, non sono collegati, cioè ci sono ma non sono... No, sono tutti perfettamente collegati e hanno uno sbocco a mare capace di fargli passare anche l'arca di Noè con tutto l'alluvione della Bibbia. Senta, invece mi sembra più interessante anche la questione che alla Regione ci sono i soldi per questi interventi, ma che i comuni singolarmente non riesce a sviluppare progetti. Questa questione. Oggi la Barbagallo, questo lo sa anche lei, insomma, e annuisce tristemente. Ottimo collega. Io partecipavo a questo bando, ma non sono stato ritenuto degno, ma non è questo il problema mio, figuriamoci. Il problema è che si affronti la questione sotto due grandi aspetti, scusatemi, così concludo. Uno, si manutenti tutto quello che abbiamo e si verifichino quelle situazioni come quella del torrente Babbo, che abbiamo visto. Secondo, e si rimuovano questi ostacoli e si faciliti l'utilizzo di quello che abbiamo. Secondo, si adotti una metodologia nuova, peraltro già sperimentata dall'Università di Catania e dall'Università di Messina per Giampilieri. Cioè, per Giampilieri cosa è stato fatto? È stato fatto il modello informatico del territorio, è stato ipotizzato una precipitazione uguale a quella che c'era stato, si è visto sotto il profilo del risultato dei programmi e dei modelli dove e come sarebbe passata l'acqua, e sono state realizzate opere di difesa idraulica, cioè per mandare l'acqua a mare senza serbatoi, senza altre diavolerie. I soldi però ci sono, no D'Urso, i soldi ci sono, i comuni devono presentare i progetti. Il commissario di governo ha 750 milioni, oltre quelli che si residuano dalla vecchia programmazione. Barbagallo, anche lei la sa questa storia, no? Che i soldi ci sono. La storia la conosciamo bene. Qua dobbiamo maturare la consapevolezza, torno al discorso prima, che bisogna fare presto, perché in questo momento le risorse ci sono e purtroppo viviamo in una regione che è ultima in tutte le classifiche per capacità di spesa. Vale sui fondi del PNRR, dove ci sono i famosi 31 progetti su 31 che sono stati bocciati e quelli riguardano la siccità e l'approvvigionamento idrico, ma non stiamo messi bene neanche sulla difesa del suolo. Qualche giorno fa è cambiato nuovamente il commissario, e il terzo commissario che cambia in poco meno di 6 mesi, uno degli ultimi è stato arrestato, quindi c'è una difficoltà oggettiva della regione
a spendere le risorse e dei comuni che in Sicilia sono ridotti all'osso per mancanza di trasferimenti, perché l'ARS è impegnata a trasferire alle società culturali di Auteri e Company piuttosto ci sono tutti che ai in mezzo. comuni. Quindi serve concentrare le risorse oggi sulla difesa del suolo e serve farlo con metodi trasparenti e veloci, individuando delle priorità. Io sono d'accordo con D'Urso che dice lavoriamo su quello che abbiamo. Ad esempio in questa provincia sono come dire, c'è un problema vero di caditoie che sono tutti otturati. A Catania si arriva a quella pressione dell'acqua perché da Paese Tennei scende, perché c'è una quota evidente di non scolo delle acque. Allora, ci fermiamo per la pubblicità, poi rientriamo. Barbagallo, chiudiamo adesso diciamo la parentesi maltempo, quindi io ringrazio anche Tuccio D'Urso. Al rientro io vorrei però l'opinione di Barbagallo, quindi del Partito Democratico, su questa storia dei fondi a pioggia della Regione, di questo meccanismo, perché insomma è un tema che è stato sollevato in quest'ultima settimana. Il giornale, il nostro quotidiano, ha fatto tante inchieste, ce ne siamo occupati noi, insomma tutta la cronaca se ne sta occupando, è diventato un tema di livello nazionale, quindi il Partito Democratico non può esimersi, diciamo, dal dare la propria opinione, considerando anche che ci siete stati anche voi in questo e ci siete ancora in questo meccanismo. Subito dopo la pubblicità. Entriamo in diretta per l'ultima parte della nostra trasmissione, lo avevo anticipato diciamo, prima di andare in pubblicità. È qui con noi il segretario regionale del Partito Democratico, deputato nazionale del PD Anthony Barbagallo, al quale chiedo, diciamo, a nome del suo partito che cosa sta succedendo con i fondi regionali siciliani. C'è stata una polemica, addirittura il presidente dell'ARS ha detto dobbiamo da ora in poi cambiare il meccanismo. Voi siete ora opposizione, ma siete stati anche maggioranza. Il meccanismo mi sembra che negli anni non sia cambiato tanto. No, io non la penso così, Luca. Intanto, per fare ordine, io credo che vada riconosciuto a questi editori, al giornale, a questa trasmissione, la capacità di aver fatto chiarezza su questo fatto, no? Nel silenzio ancora oggi in Sicilia di tante testate che non parlano come se non fosse successo nulla dietro il caso Auteri. Io credo che vada riconosciuto anche la costanza, l'attenzione, la puntualità. Facciamo vedere, c'è una foto con tutte le inchieste del giornale. Non soltanto del giornale, ma anche le televisioni, con tanto di dovizie di particolari, compreso, non so se è vero, questo finanziamento poi di 20.000 euro al partito di Fratelli d'Italia Nazionale, sempre dallo stesso bacino. Non è vero che si è fatto sempre così, che c'è una quota che viene riservata ai parlamentari e alle forze parlamentari è notissimo. Ad esempio alla Camera lo scorso anno la quota che spettava al Partito Democratico l'abbiamo destinata tutta per intero alle iniziative per il contrasto alla violenza di genere e contro i femminicidi. Quella è stata una scelta. Il gruppo parlamentare NARS in questi anni li ha destinati sempre ai comuni, quindi c'è stata una scelta che ogni partito fa. Evidentemente Fratelli d'Italia e non solo hanno fatto questa scelta, quindi le precisazioni che fa il Presidente dell'Assemblea e altri esponenti autorevoli di tutte le forze politiche ci sembrano tardive. Io credo che dietro la vicenda Auteri c'è una spregiudicatezza, una spavalderia che ci preoccupa, lontano da ogni lontano richiamo all'interesse pubblico. Io credo che a prescindere dalle indagini che credo faranno il loro corso, noi non possiamo che esprimere il più assoluto disprezzo, disapprovazione. Quello che ci preoccupa è anche la superficialità con cui vengono sono gestiti. alcune pagine, le faccio vedere perché insomma i colleghi... La Sicilia ha fatto una pagina al giorno. Una pagina al giorno, i colleghi Mario Barresi e Luisa Sant'Angelo hanno veramente... così si fa il giornalismo su carta, diciamo, hanno sentito, diciamo, hanno percepito, hanno usato il tema e lo hanno come dire, cavalcato in qualche modo e quindi dando contezza ai lettori. In un tempo in cui non si naviga nell'oro, ci sono comuni che non riescono a chiudere il bilancio, c'è una difficoltà oggettiva nell'affrontare alcuni temi come la siccità, il caro voli, c'è gente che non riesce a tornare in Sicilia perché il costo del biglietto aereo è troppo alto e poi deve vedere questo sperpero di denaro pubblico perpetrato in questo modo. Quindi io credo che ma il sistema va cambiato, no, Barbagallo? Cioè, è chiaro che il sistema va cambiato, ma noi lo diciamo da tempo. Innanzitutto, quindi non si è fatto sempre così. Lo scivolone di questi anni con
Fratelli d'Italia, che ha utilizzato le somme in questo modo, e la maggioranza, non soltanto va cambiato, si dovrebbe chiedere innanzitutto scusa per quello che è successo, e non abbiamo sentito ancora una parola di un esponente né di Fratelli d'Italia né del centrodestra di scuse su questo utilizzo delle risorse. Le somme che ancora non sono state impegnate si dovrebbero bloccare, si dovrebbe dire intanto ci fermiamo. La cosa insopportabile, Luca, è che ci sono comuni che aspettano trasferimenti per la solidarietà sociale, per il bonus affitti, per il servizio scuolabus. Quelle somme ancora la Regione non le liquida, perché devono fare l'iscrizione del capitolo, il trasferimento delle risorse e poi il mandato di pagamento. Stranamente tutte le risorse relative a questi spettacoli, a questi contributi, con artisti pagati a 60, 70, 80 mila euro, venivano erogati subito, che è una vicenda veramente, è uno scandalo nello scandalo, e di cui ancora si parla poco, perché vogliamo vederci noi chiaro da questo punto di vista. Farete qualcosa come Partito Democratico? Sì, abbiamo già preparato gli esposti, li depositeremo sia alla Procura della Repubblica che alla Corte dei Conti, ma con questi dettagli anche sulla priorità dell'erogazione dei finanziamenti. Voi l'avete votato l'emendamento? L'emendamento del Partito Democratico, quando è arrivato l'emendamento del Partito Democratico si votava l'emendamento delle opposizioni ai miei tempi in aula, quindi c'era l'emendamento del pacchetto delle opposizioni che si votava quello, e poi c'era quello della maggioranza. E a proposito del si è fatto sempre così, io nella mia attività parlamentare abbiamo finanziato una iniziativa significativa del territorio, la riqualificazione del Grande Albergo dell'Etna, la riqualificazione degli impianti da sci, cioè cose che riguardavano il territorio, ma più comuni, più realtà, non il finanziamento. Ma là riguardava però i teatri, diciamo, storici, anche noi. Non solo, ma i teatri, c'è il fondo unico per l'accesso allo spettacolo, e va finanziato quello. Quando io ero assessore regionale il fondo ammontava a 7 milioni e mezzo di euro, ed era il fondo a cui partecipavano tutti i teatri. Ora è ridotto a meno della metà di quegli anni. In fondo io l'ultimo anno d'assessore che ho fatto è il 2017, sono passati 7 anni e il fondo è dimezzato, e ci sono tutte queste scorciatoie che rompono gli equilibri e che poi hanno causato anche cioè quelle 101 associazioni che oggi si ritrovano senza risorse. Bene, abbiamo finito, come al solito abbiamo sforato, però insomma, qualche minuto chiediamo scusa ovviamente anche alla programmazione. Io saluto Antonio Condorelli, grazie per essere stato con noi Antonio come sempre, saluto Antonio Barbagallo, a voi, alla prossima. Nazionale del Partito Democratico, Tuccio D'Urso l'avevamo salutato prima, no? Ci resta che salutarci e darci appuntamento alla prossima settimana. Grazie, buon proseguimento e buon fine settimana a tutti.